Benvenuti qui a Telefriuli al Punto, benvenuto al sindaco di Chiopri Viscone, la prima cittadina Raffaella Perusin. Benvenuta sindaco. Grazie, grazie e buongiorno a tutti, o buonasera, in base a come andrai. Buongiorno, va bene, buongiorno. Allora, c'è qualche preoccupazione in questa zona gialla che sta incombendo un po' sulla nostra regione, no? In particolare nella zona di Trieste e di Gorizia, ma insomma non siamo immuni, insomma. C'è qualche preoccupazione anche da voi, ovviamente, no? Ma sì, a dire il vero le notizie di ieri sono favorevoli nei nostri confronti, nel senso che i positivi che avevamo sul territorio comunque stanno tutti bene e si sono negativizzati, per cui diciamo quella almeno è una buona notizia. C'è preoccupazione per la zona gialla come per tutti, crea angoscia più che altro, la sensazione di doversi di nuovo un pochino rinchiudere, non solo non piace a nessuno, porta proprio angoscia. Le persone sono già preoccupate, hanno già paura ad affrontare situazioni dove ci sono tante persone. Si vede nei modi di fare, no, preferisco non venire, no, preferisco, anche noi ormai siamo già orientati, i consigli si fanno già online, sono già predestinati per la prossima settimana online per evitare di ritrovarci alla fine anche fra di noi, magari malvolentieri. Le attività, quelle più a rischio chiaramente sono i locali. Sì, l'economia di zona la risente un po' anche la solitudine delle persone anziane, no? Che sono abituate un momentino a uscire. Sì, diciamo che le persone anziane non hanno avuto grandi possibilità in questi 2 anni effettivamente di interfacciarsi con il prossimo, perché tutte le attività sono state necessariamente sospese. Anche alcune cose che ruotano attorno alla controparte del comune, come la chiamo io, le attività religiose necessariamente sono state ridotte. Le poche funzioni o comunque le attività, diciamo, di feste così sono state di fatto annullate perché andavano verso periodi in cui si presupponeva che avremmo rischiato. Poi c'è anche l'attività giovanile che ne risente molto. L'attività giovanile, i ragazzi ne hanno risentito secondo me molto di più degli anziani, perché loro veramente non potendo chiedono andare. Di partecipare, no? Mi pare di capire. Sì, da me io ho avuto la fortuna l'anno scorso di avere dei ragazzi di 17 anni che mi hanno chiesto di fare qualcosa per loro. È stato un momento che io ricordo con molto piacere e anche molto emozionante, perché 17 anni non ti interessa nell'attività pubblica e tantomeno andare a parlare col sindaco. Quindi fare questo sforzo e vederli arrivare con lo zaino subito dopo scuola senza andare a mangiare è stato molto bello. Non chiedevano niente, chiedevano semplicemente di avere qualcosa a disposizione per poter fare attività fisica all'aperto, qualcosa di dedicato a loro, che in realtà poi si è trasformato in qualcosa dedicato a tutti, per chi non è del territorio, per chi non è del comune, semplicemente una postazione workout dove divertirsi un attimino all'aria aperta, in sicurezza e tutto quanto. Si sono anche presi degli impegni di comunque curare questa postazione e quindi ben contenti di partecipare alla vita della comunità, insomma, questa è una bella cosa. Devo dire che comunque nicchiano, cominciano a chiedere come si fa a entrare in protezione civile, quindi è una squadra che si può un attimino ricreare, diventare più giovane, possono imparare delle attività da fare all'aria aperta, delle attività che magari, visto che abitano in un appartamento, magari non possono fare, quindi imparare un po' di manualità, imparare quello che può essere anche dare agli altri senza dover necessariamente avere qualcosa. Lei mi diceva anche prima, fuori onda, che c'è anche una ripresa delle nascite, no? Sì. Sì, questa è la proprio cosa, la scorsa settimana diciamolo, insomma, questa è la cosa che aiuta anche le altre comunità.
magari demolare. Sono, diciamo, ripresi i lavori in una grossa lottizzazione che chiaramente nel fine anni 2000 aveva subito un fallimento, e quello ci ha permesso effettivamente di far arrivare altre persone. E in più proprio c'è una richiesta di case possibilmente singole da recuperare piano piano, da parte di persone giovani a cui magari non interessa lo specifico servizio, ma interessa poter vivere in uno spazio un po' più adeguato, perché comunque dopo hanno la possibilità di muoversi, di uscire. Gli interessa molto di più il giardino, la tranquillità e... la zona dà queste possibilità, no? Assolutamente sì, tranquillo e tranquillo, sì. Anche se insomma noi siamo molto... una mia ex assessore diceva: sì, siamo piccoli ma siamo vivarosi. Bene, però c'è anche, diciamo, l'attività vanno avanti, magari il tempo di bilanci, il tempo di tasse, di tributi, come siamo in zona lì? Che i servizi devono andare avanti. I servizi devono andare avanti, no? non c'è alternativa e non ci si può nemmeno fermare. Ma io devo dire che i miei cittadini tutto sommato sono dei bravi contribuenti, magari sbuffano un po', però non abbiamo, diciamo, grossi buchi di bilancio. Non fa piacere a nessuno pagare le tasse, bisogna in qualche modo farlo, no? Chiaramente sì, le tasse più dirette di fatto sono quelle della tassa rifiuti, che è quella più forse antipatica, perché... Cosa avete il porta a porta anche voi oppure? No. Non abbiamo il porta a porta, no, diciamo che molti non sono ancora favorevoli al porta a porta, perché comunque necessariamente purtroppo aumentano i costi e quindi oltre, personalmente non lo trovo molto bello e lo trovo molto fastidioso vedere tutti questi sacchetti in giro. Abbiamo un po' il problema del pendolarismo dei rifiuti. Sì. Che è molto difficile da ovviare, l'inciviltà, insomma. Sì, diciamo che il pendolarismo sappiamo più o meno da dove viene, perché i comuni limitrofi in realtà, avendo il porta a porta, è chiaro che magari un attimino, ecco. E dopo avendo anche una grossa zona artigianale che chiaramente è di notte poco controllata, è probabile che ci siano degli sversamenti, diciamo, di rifiuti. Io lo chiamo il pendolarismo dei rifiuti. In realtà durante il lockdown ho paura che i rifiuti grossi erano proprio i nostri, perché abbiamo avuto un grosso incremento di pulizie di case fondamentalmente, come hanno fatto. Ecco, senta, ci sono dei lavori in corso, della manutenzione, dell'asfaltatura? Sì, asfaltature appena finito, abbiamo usato i contributi ministeriali per asfaltare in realtà un tratto che è di competenza comunale, anzi di competenza regionale, ma nel tratto centro chiaramente diventa carico del comune. Sì. Abbiamo approfittato per riasfaltarlo, rifare dei percorsi pedonali, di mettere un po' a norma quelli che sono i tratti, diciamo, non proprio più ormai regolamentari per un accesso a una persona con handicap e tutto quanto. Abbiamo fatto un primo tratto, mi auguro di poterne fare altrettanti. Abbiamo all'attivo, sperando di riuscire a farlo partire fra pochi giorni, anche per questo insomma il fatto di finire in zona gialla preoccupa un pochino, sì, perché sarebbe un ulteriore rallentamento. Lo studio di una viabilità, perché purtroppo le persone affrontano la strada come se fosse una pista e non si rendono conto che in realtà i divieti, i limiti sono messi per la loro sicurezza. Molti suoi colleghi sono favorevoli a queste dune di rallentamento, queste robe qui, oppure si vedono in molti comuni questi macchinari che fotografano, queste macchine fotografiche, ma non so fino a che punto. Diciamo che sono temporanee, hanno un effetto limitato nel tempo. E le dune purtroppo noi ci ritroviamo con una strada di competenza regionale, ma che è la strada principale del paese di Chiopris. Lì non ci lasciano fare niente.
Personalmente non lo trovo come la soluzione di tutti i mali, perché insomma basta guardarsi un po' in giro, chi si muove vede che non sono risolutive, nel senso che purtroppo si corre lo stesso, anche perché le macchine sono diverse da quelle di 20 anni fa, per cui per come sono strutturate possono tranquillamente affrontare un dosso senza grandi problemi. Sì. Ci sono sicuramente dei problemi con i parcheggi selvaggi, non importa che ci sia un divieto di sosta, è più comodo parcheggiare lì, perché comunque è davanti a casa mia e Quindi c'erano delle multe abbastanza, oppure le multe non sempre si riescono a dare, perché la polizia locale è uno di quei servizi che viene gestito in convenzione, e quindi dovendo coprire più comuni non è che abbiamo la polizia locale lì 24 ore al giorno. E quindi diventa tutto un po' più difficile, e dopo anche lì la burocrazia, diciamo che ha preso anche un certo piede, magari sono più impegnati a fare documenti che stare più in ufficio che sulle strade in sostanza. Purtroppo è un rischio che c'è. Ecco, senta, la Regione ha varato ultimamente alcune iniziative che riguardano l'indennità ai sindaci, ma riguarda anche qualcosa sulle enti di decentramento regionale, ma io sento molti suoi colleghi che non basta questo, no? Ecco, cosa chiederebbe la Regione? Magari progetti di sviluppo ad hoc? Adesso che arriveranno soldi con questi progetti europei straordinari, mi pare che tutti devono partecipare. Noi personalmente abbiamo sicuramente il problema delle strade. Se su una viabilità sempre di competenza regionale ci sono già i progetti legati ai terzi lotto della Palmanova Manzano, per cui sono prossimi ad essere presentati, sugli altri lati manca sicuramente tanta manutenzione. È palese, diciamo, che veniamo quasi dimenticati rispetto alle grosse arterie, manca tanta manutenzione, gli sfalci sono troppo rari, e chi come noi di fatto abita in posti rurali, lo sfalcio è necessario, perché l'erba cresce. Non solo per il decoro, ma anche per l'igiene, per la sicurezza. Per l'igiene, insomma, per il decoro, perché comunque è anche pericoloso, perché quando io esco da un incrocio vorrei vedere. Esatto, per la sicurezza. Dopo, essendo in un ambito rurale, voglio dire, abbiamo anche la possibilità di trovare tanti animaletti che viaggiano, e quindi poterli vedere un attimino meglio aiuta. Un occhio in più. Un altro occhio, a me piacerebbe molto che si intervenisse a livello di difesa del suolo, nel senso che il nostro è un territorio che presenta 3 torrenti. Il Torre è già non compromesso, però ha già le famose vicende legate al ponte sul Torre. A maggio dell'anno scorso è crollato un pezzo di briglia che ha fatto in modo che le ghiaie scivolassero, quindi il ponte vecchio per sicurezza è stato messo sotto controllo, ripeto per sicurezza, perché si sono fatte tante voci, purtroppo spesso non corrette, poco tecniche soprattutto, e quindi è giusto dire per sicurezza sono state prese determinate decisioni. Adesso speriamo che con la ripartenza si possa finire questo ponte nuovo per poter risolvere almeno un parte dei problemi. Sicuramente difesa del suolo, perché è necessario i nostri ambiti sono stati abbandonati. Dall'altra parte ho ulteriori problemi, nel senso che i responsabili mi dicono non ci sono i soldi per fare questi lavori qui, anche lavori abbastanza banali, quindi rifare magari dei guadi, dei punti di discesa, pulire le sponde, probabilmente serve anche qualche sghiaiamento qua e là, non sono nelle condizioni non sono un tecnico di quel tipo lì per stabilire. Bene, allora con questo appello accorato vedo del sindaco di Chiopri Viscone, Raffaella Perugin, che io ringrazio per la partecipazione. Naturalmente cercheremo di monitorare questo comune per vedere un po' come interverrà un po' anche la regione. Io ringrazio Gian Domenico Ricci per la messa in onda, per la regia, ringrazio voi per l'affetto che ci dimostrate sempre nel seguire questa trasmissione, e naturalmente vi do l'appuntamento alla prossima puntata.